Però non so che siamo. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore, come bella la natura, come bello il tuo amore, come bello il tuo cuore, come bello il tuo cuore, come bello il tuo cuore. Numero 22 1. Open Day vaccinale a Quartu Sant'Elena, ecco la situazione. Nella centralissima piazza Sant'Elena, nel sagrato della Basilica, c'è chi attende appunto di fare il vaccino. Solo prime dosi, l'ingresso alle vaccinazioni, le accettazioni, c'è chi chiama col microfono le persone per attendere appunto il turno. Tutti con il foglio e il documento in mano, solo prime dosi in questo Open Day vaccinale che arriva appunto nella terza città della Sardegna, a Quartu. L'affluenza sembra buona già dall'inizio comunque delle 5 ore. C'è ovviamente da fare attesa, da fare fila, poi però in pochi minuti si riceve appunto la prima dose. Noi proviamo a raccogliere anche qualche testimonianza naturalmente delle persone presenti, dei presenti che hanno scelto di venire a farsi la prima dose in questo evento qui a Quartu Sant'Elena, appunto in attesa di essere vaccinati. Salve, oggi l'Open Day vaccinale a Quartu, stiamo raccogliendo dichiarazioni. Lei come mai è venuto? Sono venuto per il lavoro. Lei che lavoro fa? Io lavoro nell'edilizia. Lei è di Quartu? Sì, sì. Come si chiama? Io è fisio. È fisio, quanti anni ha? 53. Dal 15 ottobre obbligo del Green Pass. Esatto, è per quello che l'ho fatto, non per altro. Solo per una questione Solo di per lavoro? quello. C'erano però i tamponi come... Vabbè, ma non posso stare sempre col tampone. a farlo 2 o 3 giorni praticamente. È normale. Lei come mai ha atteso? Poteva comunque vaccinarsi già da Perché qualche non lo mese? volevo fare assolutamente. Perché per me non è. Non è convinto, diciamo, Esatto. lei. È ancora in fase sperimentale. Oggi invece prima dose anche per lei Lo appunto. faccio perché sono costretto, non per altro. Lei da quanti anni lavora nell'edilizia? Da tanto tempo. E quindi le hanno detto o tampone o, non mi hanno o detto vaccino, niente. Green Me l'ha Pass detto, semplicemente. Esatto. Avrà il drink, gliel'hanno già dato il buono? No, niente. Sa che Sì, c'è vabbè, ma il non drink? è- Sì, lo so. Biglietto, il ticket della Perivax lei l'ha già ricevuto, Riccardo De Ida? Sì. Lei quanti anni ha? Io so 44, Di che città è? Cagliari, Come mai oggi a vaccinarsi qua a Quartu? perché ho avuto dei problemi con la tessera sanitaria, appena l'ho avuta sono venuto subito. Lei quando si sarebbe dovuto e voluto vaccinare? Subito anche. Subito? Sì. Adesso poi col Green Pass lei che lavoro fa? Io sono pescivendolo, Dove? mercato civico di Via Quirra. Ah, quindi da Via Quirra a Quartu praticamente. Dal 15 lei per lavorare dovrà avere il Green Pass? Sì? Sì, quindi è un obbligo anche per i lavoratori del mercato. Certo. Giusto quindi vaccinarsi dal suo punto di vista? Certo, sono d'accordissimo. Lo fa anche per appunto per una questione lavorativa? Per tutto. Per tutto? Sì. Lei appunto ha dovuto vaccinare da subito, però ha avuto ritardi con la tessera sanitaria. Come mai ha scelto Quartu e non magari 2 settimane fa a Era Cagliari? più possibile vicino, dunque l'ho scelto. È più possibile? Era più possibile nel senso che mi è arrivato lunedì, ho colto la palla al balzo in pratica. L'ha ingolosita anche la card gratuita e la Perivax, il drink a 5 euro? No, non mi interessa quello. Mi Però interessa poi la comunque vaccinazione. lo Sì, utilizzerà. Sì, sì. Cosa si berrà di buono? Acqua gasata. Acqua gasata per 5 euro, tanta. Lei che consiglio vuole dare a chi magari sta facendo il vaccino o lo deve fare per l'obbligo del Green Pass, solo per quello? È una cosa giusta, una cosa per un rispetto reciproco, penso.